È morta una ragazza di 18 anni. È stata assassinata. L'hanno trovata in un bosco, aveva un sacchetto di plastica sulla testa. Braccia e gambe erano legate con nastro adesivo e filo di ferro. Si sta tenendo la veglia funebre. Ci sono i parenti, gli amici, tanta gente del paese in cui la ragazza viveva. Un uomo si avvicina al padre della ragazza uccisa, gli dice: «Ci sono 2 carabinieri, hanno l'ordine di portarti con loro». È così che Guglielmo Mollicone la mattina del 9 giugno 2001 venne prelevato dai carabinieri durante la veglia funebre per sua figlia Serena. Serena Mollicone era scomparsa 8 giorni prima, il 1 giugno, tra Arce, il paese dove viveva, 6.000 abitanti in provincia di Frosinone, e Isola del Liri. Il suo corpo era stato trovato nascosto in una discarica abusiva 2 giorni dopo, nella campagna di Anitrella, sempre nella zona. Il 9 giugno nel pomeriggio è previsto il funerale. La scena di Guglielmo Mollicone che sale sull'auto dei carabinieri ed è condotto in caserma viene vista da molti e tra loro ci sono i giornalisti. La notizia si diffonde velocemente. I notiziari televisivi parlano di una possibile svolta nel caso, di verità in arrivo. Non è così affatto. Quella mattina Guglielmo Mollicone è stato portato in caserma per firmare il verbale sul ritrovamento di un cellulare appartenuto alla figlia. Lui stesso lo aveva consegnato ai carabinieri. Tutto lì. Un semplice adempimento burocratico. Già, ma allora perché quella scena? Perché prelevare così platealmente un padre alla veglia della figlia assassinata? Anni più tardi Guglielmo Mollicone dirà che ciò che era accaduto quel giorno era stato il primo di molti tentativi di depistaggio. Ce ne sono molti di elementi assurdi, apparentemente incomprensibili, in questa storia. Ci sono stati 2 filoni di indagine, 6 processi. 15 mesi dopo il delitto, un uomo, Carmine Belli, sentito fino a quel momento come testimone, fu indagato e poi accusato di omicidio. Trascorse 1 anno e mezzo in carcere prima di essere assolto in 3 gradi di giudizio. 10 anni dopo il delitto, nel giugno del 2011, le indagini presero una direzione completamente diversa. Nel registro delle notizie di reato vennero scritti i nomi di Franco Mottola, maresciallo dei carabinieri ai tempi dell'omicidio, comandante della stazione di Arce, di suo figlio Marco e di sua moglie Anna Maria. Secondo la procura di Cassino, il delitto, il 1 giugno 2001, era avvenuto proprio all'interno della caserma. È una storia intricata. Ci sono oggetti scomparsi e poi riapparsi improvvisamente, testimonianze fatte e poi ritrattate, avvistamenti confusi, perquisizioni informali, continue voci di popolo, un'impronta e 2 profili di DNA mai attribuiti. Un carabiniere, Santino Tuzzi, fece rivelazioni, ritrattò ma poi confermò di nuovo. Dopo pochi giorni si uccise. È una storia giudiziariamente ancora aperta. Il comandante della stazione dei carabinieri di Arce, suo figlio e sua moglie, accusati di omicidio, sono stati assolti in 1° grado e in appello. E vedremo come si è arrivati a quelle assoluzioni. L'11 marzo 2025 la Corte di Cassazione ha però annullato il processo di appello, che dovrà essere quindi rifatto. Altri 2 imputati, 2 carabinieri, Vincenzo Quattrale e Francesco Suprano, sono invece stati assolti in via definitiva. Sono stati processi indiziari e cercheremo di capire che cosa significhi esattamente processo indiziario. Al centro dei processi ci sono state perizie tecniche su un nastro adesivo e soprattutto su un buco in una porta, una frattura. Così venne definita. Quella porta era in un locale della caserma di Arce. Ci furono più autopsie sul corpo della ragazza uccisa. La seconda, a distanza di molti anni, fu effettuata da Cristina Cattaneo, medica e antropologa, fondatrice e direttrice dell'Abanov, laboratorio di antropologia e odontologia forense dell'Università Statale di Milano, centro d'eccellenza a livello internazionale. Si scoprì nel corso delle nuove analisi che dopo la prima autopsia erano scomparsi gli organi genitali della vittima.
Vedremo anche come i risultati di analisi scientifiche possono essere interpretati in maniera opposta dai diversi consulenti tecnici, nominati dal pubblico ministero dalla difesa, e come le stesse relazioni dei consulenti tecnici spesso non possano dare indicazioni certe, granitiche, ma probabilità anche molto alte, ma non il 100%. E anche il modo in cui quelle relazioni tecniche vengono presentate e raccontate dai media, a creare spesso ciò che alcuni magistrati hanno definito giustizia attesa, a creare convinzioni ferree nell'opinione pubblica. Nelle motivazioni della sentenza d'appello che assolse la famiglia Mottola e i 2 carabinieri, i giudici citarono una celebre frase scritta da Pierpaolo Pasolini in un articolo sulle stragi compiute in Italia tra il 1969 e il 1974 e pubblicato sul Corriere della Sera. Scrissero i giudici: qui nelle aule di giustizia non può albergare la polemica frase scritta peraltro 50 anni fa in un articolo di analisi sociopolitica, non giudiziaria, di un noto intellettuale. La frase di Pasolini molto nota era questa: io so, ma non ho le prove, non ho nemmeno indizi. Scrisse la Corte nelle motivazioni della sentenza al termine del processo per il delitto di Arce: il convincimento del giudice non può e non deve fondarsi sui sondaggi o sugli umori popolari. Serena Mollicone fu assassinata 24 anni fa. Era uscita di casa alle 7 di mattina di venerdì 1 giugno 2001. Poi era sparita. Io mi chiamo Stefano Nazzi, faccio il giornalista da tanti anni e nel corso della mia carriera mi sono occupato di tante storie come questa, quelle che nel tempo vi sono diventate familiari e altre che potreste non aver mai sentito nominare. Storie di cronaca nera, di cronaca giudiziaria. Il podcast che state ascoltando si intitola Indagini ed è prodotto dal Post. Vi racconterò ogni mese, una volta al mese, una di queste storie, tentando di mostrare non tanto il fatto di cronaca in sé, il delitto in sé, bensì tutto quello che è successo dopo, il modo in cui si è cercato di ricostruire la verità, le indagini giudiziarie e i processi, con le loro iniziative, le loro intuizioni e i loro errori, il modo in cui le indagini hanno influenzato la reazione dei media e della società e il modo in cui i media e la società hanno influenzato le indagini. Quella mattina Serena Mollicone aveva preso l'autobus da Arce fino all'ospedale di Isola del Liri, a 15 km circa di distanza. Doveva effettuare un'ortopanoramica dentale. Finito l'esame, il tecnico radiologo le aveva detto che il risultato sarebbe stato pronto il giorno seguente. Erano circa le 9:30. Serena Mollicone sarebbe dovuta andare a scuola, frequentava il liceo psicopedagogico linguistico Gioberti a Sora, che dall'ospedale dista poco meno di 7 chilometri. Stava preparando la tesina per l'esame di maturità. Poi nel pomeriggio alle 14:30 avrebbe avuto appuntamento in uno studio dentistico di Arce. Ci sarebbe andata insieme a Michele Fioretti, un ragazzo che frequentava da qualche tempo. Probabilmente avrebbe dovuto rimandare l'appuntamento. La lastra sarebbe stata infatti pronta solo il giorno dopo. È una supposizione però. Dal momento in cui esce dall'ospedale di Isola del Liri, di Serena Mollicone non si sa con certezza più nulla. A casa ad Arce abita con il padre Guglielmo, ex maestro elementare titolare di una cartolibreria. La madre è morta quando Serena aveva 6 anni. Ha una sorella, Consuelo, di 10 anni più grande che abita a Como. Serena Mollicone di solito rientra a casa verso le 14:30. Quel giorno non torna. Guglielmo Mollicone contatta Michele Fioretti, che però non ha nessuna notizia della ragazza. Anche lui, come il padre di Serena, tenta di chiamarla sul cellulare per tutto il giorno, ma il telefono risulta staccato. Alle 10 di sera Mollicone e Fioretti vanno alla stazione dei carabinieri di Arce a denunciare la scomparsa della ragazza.
Lì ci sono il maresciallo Franco Mottola e il brigadiere Santino Tuzzi. Mottola conosce bene la ragazza, non c'è bisogno di descrizioni. Il padre spiega com'è vestita la figlia quel giorno. Una maglietta rossa a fiorellini gialli, un paio di fuson neri, una giacca leggera chiara, scarpe Dr. Martens. Quella notte Guglielmo Mollicone e Michele Fioretti, aiutati da amici e parenti, cercano nella zona. Quando Mollicone rientra a casa, trova davanti alla porta il maresciallo Mottola. Entra in casa con Mollicone e fa una sorta di perquisizione nella camera della ragazza. Dirà poi Mollicone che quella notte, testuale, il maresciallo si è preso delle cose, io non ricordo cosa, né mi ha fatto firmare alcun verbale di quello che ha preso quella notte. Il giorno dopo, il 2 giugno, le ricerche si intensificano. È stata coinvolta la compagnia dei carabinieri di Pontecorvo. Viene usato un elicottero militare che sorvola le aree tra Arce, Isola del Liri e Sora. Ci sono anche squadre di volontari della protezione civile. Ci sono anche testimonianze di alcuni avvistamenti, spesso nebulosi, comunque non confermati. Serena Mollicone sarebbe stata vista in una panetteria acquistare 4 pezzi di pizza e 4 cornetti, ma appunto sono segnalazioni imprecise, poco chiare. Alle 16 del 2 giugno accade però qualcosa di importante. Un uomo si presenta alla caserma dei carabinieri di Arce. Si chiama Carmine Belli, fa il carrozziere ad Arce. Dice di aver visto la mattina di venerdì 1 giugno una ragazza che secondo lui poteva essere Serena Mollicone, mentre piangeva e veniva strattonata da un ragazzo con i capelli corti biondi. L'avvistamento sarebbe avvenuto davanti al bar Coppetelle, in località Anitrella, tra Arce e Isola del Liri. Carmine Belli dirà che il ragazzo con cui stava litigando la ragazza aveva le mesh. Molti anni più tardi, al termine del secondo filone di indagini di questa storia, la procura di Cassino sosterrà che quel ragazzo era Marco Mottola, il figlio del comandante della stazione dei carabinieri di Arce. Carmine Belli descriverà esattamente come era vestita la ragazza che aveva visto quel giorno. Indossava, disse, camicia rossa e pantaloni neri. Poi però cambierà la sua testimonianza più volte e dirà che in realtà il protagonista della lite non era un ragazzo ma una ragazza. Farà anche il nome di una giovane della zona, che però smentirà. Infine, al processo che lo vedrà coinvolto, cambierà anche il giorno dell'avvistamento. Non sarebbe stato il 1 giugno, ma il giorno precedente. Quando vede quella scena, Belli è in auto con un amico e collega, Pierpaolo Tomaselli, che sta guidando e non vede la scena. Conferma però che Belli disse «Pa, quella quagliona sta a Chiagne». Anche Tomaselli poi anticiperà questa scena al 31 maggio, giorno precedente alla scomparsa. Nel pomeriggio di sabato il maresciallo Franco Mottola va al bar. Parla con una ragazza che lavora nel locale, Simonetta Bianchi, che dice di aver visto davanti al bar la mattina del 1 giugno una ragazza e un ragazzo su una Y10. La ragazza aveva comprato un pacchetto di sigarette. Il maresciallo Mottola verbalizzerà questa testimonianza 25 giorni più tardi, e secondo la pubblico ministero, che poi molti anni più tardi sosterrà l'accusa al processo contro di lui, diramerà un ordine di servizio per la ricerca di una Y10 rossa e non bianca come invece era stata descritta. Marco Mottola, il figlio del maresciallo, aveva allora una Y10 bianca. A processo poi Simonetta Bianchi dirà di non ricordare che cosa aveva visto e che cosa aveva riferito al maresciallo. Il corpo di Serena Mollicone viene trovato domenica 3 giugno. È a poche centinaia di metri dal bar Coppetelle, nel boschetto di Fontecupa, lungo la via Casilina. A lato della strada parte un viottolo dove vanno spesso delle coppie in cerca di intimità, ma è frequentato anche da tossicodipendenti. Il viottolo a un certo punto ha una biforcazione. A destra si va verso il fiume, a sinistra si arriva in uno spiazzo utilizzato come discarica abusiva.
Ci sono vecchi frigoriferi, televisori e altri oggetti. Il corpo della ragazza è dietro un grande cassone di metallo. A trovarlo sono volontari della Protezione Civile. Quella zona era già stata perlustrata da 2 carabinieri il giorno prima. Una ragazza di 18 anni, Serena Mollicone, è stata trovata uccisa oggi su una statale nei pressi in provincia di Frosinone. La ragazza aveva un sacchetto di plastica in testa e mani e piedi legati. Era scomparsa da venerdì mattina. Il padre, non vedendola rientrare in casa, ha dato l'allarme ai carabinieri. Arrivano le pattuglie dei carabinieri, la zona viene protetta. Alle 14.30 arriva sul posto la medica legale Antonella Conticelli, che descriverà poi nel corso del primo processo di questa vicenda le sue annotazioni. È una descrizione fredda, difficile. La salma, così scrisse Conticelli, era nascosta da un parallelepipedo di metallo. Era coperta da arbusti che erano stati intrecciati, arbusti di una pianta lianiforme, che crescevano nel luogo dove è stata rinvenuta la salma e che erano stati adagiati sul corpo e fermati con dei rami. Il corpo era in posizione supina, con il capo racchiuso in un sacchetto di plastica del supermercato Eurospin. Quando il sacchetto verrà tolto si scoprirà che naso e bocca erano coperti con nastro adesivo bianco. Il sacchetto era stato fissato al collo con altro nastro adesivo. Le braccia erano dietro la schiena. I polsi legati da nastro adesivo bianco che copriva le mani fino alle falangi intermedie. Ai polsi era stretto anche del filo di ferro a 2 fili, con più avvitamenti. Incrociato a questo filo di ferro ce n'era un altro, che girava intorno al gomito destro della vittima, girava poi intorno a un arbusto e tornava al punto di partenza dove era stato nuovamente avvitato. Era come se l'assassino avesse voluto assicurare il corpo a quel luogo. Il filo di ferro che assicurava il corpo all'arbusto era ancora attaccato alla bobina, di colore rosso. Le gambe erano legate dal nastro adesivo e dal filo di ferro. Un'altra legatura sempre uguale era all'altezza delle caviglie. Gli scarponcini erano slacciati. Un particolare molto importante è che il nastro adesivo utilizzato per legare il corpo non conteneva tracce di terra e di fogliame. Era insomma pulito, e questo fece subito pensare che il corpo di Serena Mollicone fosse stato legato non nel bosco, dove era stato ritrovato, ma in un altro luogo al chiuso, senza fretta, con calma. E questo fu ipotizzato anche per il fatto che il nastro non aveva nessuna piegatura, nessuna imperfezione. Secondo le analisi della medico legale, ad annodare il filo di ferro era stato un destremane. A pochi metri di distanza dal corpo c'erano i libri di scuola della ragazza. Non c'erano invece la borsa, le chiavi di casa e il cellulare. La dottoressa Conticelli effettuò i cosiddetti rilievi tanatocronologici. Furono esaminate le macchie ipostatiche, cioè il cosiddetto livor mortis, la rigidità del corpo, rigor mortis, la temperatura, algor mortis, la presenza di larve. In base ai riscontri, per la dottoressa Conticelli, Serena Mollicone era morta tra le 24 e le 36 ore prima di quando lei aveva esaminato il corpo nel luogo dove era stato trovato. Un mese dopo, la procura di Cassino incaricò un altro medico legale, il professore Ernesto Daloia, di effettuare un'altra valutazione che venne però realizzata esclusivamente sui documenti redatti dalla dottoressa Conticelli. Secondo Daloia, l'ora della morte andava spostata da un minimo di 48 a un massimo di 72 ore prima del ritrovamento del corpo. Questo in base soprattutto allo studio delle macchie ipostatiche e alla rigidità del corpo. Daloia trasse le sue conclusioni esaminando un video realizzato nel pomeriggio del 3 giugno nell'ospedale di Sora. Secondo Daloia, in quel momento la rigidità del corpo era già in fase di risoluzione e questo poneva il decesso tra le 43 e le 71 ore prima del momento in cui il video era stato girato. I dati sull'ora della morte avranno un'importanza fondamentale nel corso dei processi. Ma come era morta Serena Mollicone? Non c'è stata, secondo la relazione della dottoressa Conticelli, violenza sessuale. La ragazza ha una ferita a forma ovoidale, in corrispondenza della parte terminale del sopracciglio sinistro.
La dottoressa Conticelli scrive che la ferita è di 1,5 per 0,5 cm. La dottoressa riscontra una piccola frattura nell'orbita oculare e un'emorragia che, scrive, interessa una parte più ampia della testa. A colpire la ragazza è stato qualcosa di rigido, di forma piatta, non completamente liscio e di spessore contenuto. Ma non è stato quel colpo a causare la morte di Serena Mollicone. Dopo essere stata colpita, la ragazza è rimasta viva probabilmente almeno 6 ore. Se fosse stata soccorsa, sarebbe sopravvissuta, e questo lo proverebbero gli edemi polmonare e cerebrale che vengono riscontrati. Serena Mollicone era poi morta per asfissia dovuta al nastro adesivo intorno alla bocca e al naso. Sono tutti aspetti freddamente tecnici, ma fondamentali per capire quali furono le discussioni che si svilupparono nei processi. Quindi Serena Mollicone era stata colpita al capo, lasciata in vita per un certo tempo, legata in bavagliate e solo dopo trasportata, quando era in agonia o forse già morta, nel luogo dove poi fu ritrovata. Fin qui appunto gli aspetti freddamente tecnici. Ma chi ha colpito Serena Mollicone? L'ha lasciata incosciente, poi l'ha uccisa, provocando il soffocamento. Secondo il criminologo Carmelo Lavorino, che sarà consulente sia della difesa di Carmine Belli, il primo processato per questa vicenda, sia della famiglia Mottola, coinvolta nel secondo filone dell'indagine, il modo in cui l'assassino o gli assassini avevano lasciato il corpo di Serena Mollicone aveva una spiegazione. Ecco cosa disse nel documentario di Discovery Channel. Di fatto alla ragazza era stata data una degna sepoltura, quella che noi a livello criminologico chiamiamo unwin, cioè un senso di rimorso, un senso di rispetto. Può essere anche un soggetto erotomane, un maniaco che si era invaghito della ragazza. Il generale Luciano Garofano, ex comandante del RIS di Parma, che sarà consulente della famiglia Mollicone, ha una teoria diversa. Perché un confezionamento come quello? C'è, a mio avviso, una esigenza e una risposta pratica, cioè quella di evitare che quel corpo, nel corso del trasferimento, potesse rilasciare liquidi biologici che avrebbero costituito una traccia poi importante per l'individuazione di chi l'aveva trasportata e molto probabilmente di chi l'aveva uccisa. Le indagini cercano di ricostruire i movimenti di Serena Mollicone dopo che è uscita la mattina del 1 giugno dall'ospedale di Isola del Liri. 2 persone che la conoscevano l'hanno vista intorno alle 9:30 davanti a una cartolibreria di Isola del Liri, mentre faceva l'autostop in direzione di Arce. Anche il figlio del titolare della cartoleria dirà di aver visto Serena Mollicone quella mattina in un orario tra le 8:30 e le 10, aspettare l'autobus e poi allontanarsi lungo la strada per Arce. Tutti e 3 i testimoni descriveranno Serena esattamente come era vestita quel giorno. Di sicuro c'è che Serena Mollicone esce di casa attorno alle 7:30, arriva all'ospedale di Isola del Liri verso le 8:20 ed effettua la lastra alle 8:37. L'ultimo avvistamento è verso le 9:30, quando fa l'autostop in direzione di Arce. Gli investigatori stanno ora ascoltando gli amici ed il fidanzato per cercare di ricostruire le ultime ore di vita della ragazza. Le tracce di Serena si erano perse dallo scorso venerdì, quando la studentessa del liceo socio-pedagogico linguistico di Sora era uscita dalla sua casa di Arce, dove abitava con il padre Guglielmo e la sorella. Vengono effettuate immersioni nel fiume Liri alla ricerca della borsa, del telefono e delle chiavi di Serena Mollicone, oggetti che non sono stati trovati vicino al corpo. Vengono interrogati il fidanzato e gli amici, non ci sono elementi che indichino piste investigative.
Secondo chi la frequentava, Serena Mollicone si dava molto da fare per aiutare alcuni amici tossicodipendenti. Il padre e un'amica diranno poi che si era anche scontrata verbalmente con un gruppo di ragazzi che secondo lei erano piccoli spacciatori della zona. Tra questi ragazzi, sosterrà poi Guglielmo Mollicone, c'era anche Marco Mottola, il figlio del maresciallo Franco Mottola. Serena Mollicone avrebbe anche detto al padre in un'occasione che Franco Mottola proteggeva il figlio, lo copriva. Per cercare di capire questa storia intricata bisogna seguire l'ordine cronologico. Tra il giorno del ritrovamento e il giorno del funerale accadono alcune cose. 3 giorni dopo il ritrovamento del corpo, la casa dei Mollicone venne perquisita a fondo dai carabinieri della compagnia di Pontecorvo. L'8 giugno, quando era già in corso la veglia di preghiera nella chiesa di San Pietro e Paolo, Guglielmo Mollicone viene avvicinato da un parente che gli riporta un messaggio da parte del maresciallo Mottola. In sostanza il maresciallo chiede a Guglielmo Mollicone di guardare in casa per cercare qualcosa che possa essere utile alle indagini. Questo dopo che era già avvenuta la perquisizione. Quella notte alle 3 Guglielmo Mollicone rientra in casa dalla veglia, apre un cassetto e trova il cellulare della figlia. Quel cassetto era già stato aperto sia da Guglielmo Mollicone sia da altri e c'era stata la perquisizione. Il sito Ciociaria Oggi riportò poi le dichiarazioni rilasciate al processo dal maresciallo Gaudio del reparto radiomobile dei Carabinieri di Pontecorvo. 3 giorni dopo la perquisizione venne trovato il telefono di Serena nel primo cassetto del comò. Quel comò però lo avevamo già aperto. Venimmo anche a sapere che in un cassetto, non so di che stanza, era stata trovata una piccola parte di hashish. Ma quando avevamo fatto l'ispezione il 3 giugno non avevamo trovato nulla. Il giornalista e scrittore Pino Nazio, autore del libro Il mistero del bosco, spiega quali furono le convinzioni che il padre di Serena, Guglielmo Mollicone, maturò nel corso degli anni. Il primo fattore sono una serie di depistaggi messi in atto dall'autore o dagli autori dell'omicidio di Serena Mollicone e quindi questi depistaggi uniti a anche degli errori condotti in fase di indagine non hanno ancora prodotto l'individuazione dei responsabili. Guglielmo aveva la certezza che ci fosse il coinvolgimento del maresciallo che comandava la stazione di Arce, del maresciallo Mottola, ed eventualmente anche dei suoi familiari, vale a dire coloro che sono stati poi coinvolti in alcune fasi del processo, la moglie e il figlio. La prima stranezza, lui me la raccontò subito appena ci siamo visti, fu il fatto che andando a denunciare la scomparsa di Serena si vide arrivare la sera stessa a casa il maresciallo. Il maresciallo gli fece delle domande che lì per lì a Guglielmo non dissero nulla di strano, vale a dire: ma c'è qualche scritto, qualche diario, qualche elemento che ci può aiutare a cercare Serena? Tieni conto che in generale quando si tratta di una scomparsa le prime 24 ore, soprattutto nel caso di un maggiorenne, non è che si faccia una grande attività. Invece in questo caso c'è stata una solerzia strana. La seconda grande stranezza è il telefonino che era sparito, il telefonino di Serena, che poi è stato ritrovato in un cassetto dopo che la casa era rimasta incustodita e appunto c'era la certezza che questo telefonino fosse stato portato da qualcun altro, come alcune dosi di hashish. Secondo Guglielmo Mollicone l'hashish era stato messo lì da qualcuno per indicare una possibile pista investigativa e la stessa persona, cioè chi aveva ucciso Serena, aveva messo il cellulare nel cassetto, dopo averlo ripulito ed essersi assicurato che non ci fosse qualcosa di compromettente. Ma perché allora semplicemente non farlo sparire quel cellulare? La risposta potrebbe essere in un numero trovato in rubrica 666, associato al nome del diavolo. Quel riferimento al diavolo e al numero 666 sarebbe stato messo apposta per suggerire anche in questo caso una pista investigativa, quella di una possibile setta satanica. Ma torniamo al ritrovamento del cellulare. Mollicone lo affida al parente che la mattina dopo lo porta in caserma.
Guglielmo torna alla veglia funebre per la figlia e poi, come detto, viene raggiunto da 2 carabinieri che gli chiedono di seguirlo. Il motivo? Deve firmare il verbale di ritrovamento del cellulare. Al momento però la scena di Guglielmo Mollicone che lascia la veglia funebre insieme a 2 carabinieri viene interpretata in altro modo, anche perché in caserma viene trattenuto alcune ore e non se ne conosce il motivo. I giornali il giorno dopo punteranno tutta l'attenzione sul padre di Serena, che diventerà per tutti il principale sospettato. Alcuni quotidiani titoleranno: il padre di Serena interrogato per 3 ore. Ci saranno interviste agli abitanti di Arce. Che tipo è Guglielmo Mollicone? Che rapporti aveva con la figlia? Disse Consuelo Mollicone, sorella di Serena, nel documentario di Discovery Channel. Nessuno se l'aspettava. Non riusciamo a capire perché proprio in quel momento un genitore viene portato fuori dalla chiesa quando sta vicino alla figlia. Dice ancora Pino Nazio. Il terzo grande elemento, quindi, di depistaggio è stato proprio quello che la sera della veglia funebre nella grande chiesa di Arce, dove tutto il paese era raccolto, arrivano dei carabinieri, quando già i colleghi giornalisti assediavano praticamente tutto il paese da parecchie ore, viene prelevato dai carabinieri durante la veglia funebre senza dare comunicazione. In quelle ore di assenza tra i colleghi si sparge subito la voce, l'idea che ci fosse un coinvolgimento del padre nella scomparsa della figlia. Al ritrovamento di quel cellulare viene data grande importanza. In realtà non contiene nulla che possa realmente aiutare le indagini. E, cosa piuttosto strana, su quel telefono non ci sono impronte, nemmeno quelle di Serena Mollicone. Le indagini sembrano concentrarsi sul cellulare della ragazza. Il sarebbe dunque sfuggito alla perquisizione dei carabinieri per essere poi ritrovato dal padre della ragazza. Guglielmo Mollicone, sentito nuovamente dagli investigatori, si dice convinto che sia stato l'assassino a introdursi in casa sua e a rimettere a posto il cellulare. Nelle settimane successive, il principale sospettato sembra essere ancora Guglielmo Mollicone. Viene interrogato più volte, sia ad Arce sia in procura a Cassino, procura titolare dell'inchiesta. Viene interrogato più volte anche Michele Fioretti, il ragazzo che frequentava Serena. Ma si parla ancora di sette sataniche, riti magici, anche se non c'è nessun riscontro. All'inizio del 2002 la procura di Cassino incarica l'UACV di vagliare tutto ciò che era emerso nelle attività investigative condotte nei 6 mesi precedenti. L'UACV è l'unità di analisi del crimine violento della Polizia di Stato, fondata nel 1994 per iniziativa di Gianni De Gennaro, allora capo della direzione investigativa antimafia. L'UACV fa capo al servizio di polizia scientifica e alla direzione centrale anticrimine. Si occupa dei crimini più gravi e complessi come omicidi seriali, crimini sessuali. È altamente specializzata nell'analisi della scena del crimine. L'iniziativa della Procura di Cassino viene presa perché in 6 mesi le indagini non hanno fatto avanzamenti. Nello stesso periodo il maresciallo Franco Mottola viene trasferito e lascia il comando della stazione dei carabinieri di Arce. Era stato lui a chiedere il trasferimento, anche se ipotesi giornalistiche poi affermeranno che quel trasferimento era stato in qualche modo agevolato dal comando dell'Arma dei Carabinieri, proprio per come erano state svolte le indagini nel caso dell'omicidio di Serena Mollicone. L'UACV ricomincia le indagini da capo. Sui vari avvistamenti di Serena Mollicone c'è estrema confusione. Vengono ascoltate 450 persone, anche chi non era stato ascoltato nei primi 6 mesi di indagine. Tra questi anche Marco Mottola, il figlio del maresciallo dei Carabinieri di Arce. Ma è sul carrozziere Carmine Belli che si concentrano le attenzioni degli investigatori. Le sue testimonianze sono apparse confuse. Ha continuato a cambiare versione. Però ha descritto con precisione come era vestita la ragazza quel giorno. Inoltre ha detto di conoscere bene il luogo dove è stato ritrovato il corpo di Serena Mollicone. Ha anche spiegato che andava lì con 2 ragazze tossicodipendenti che si prostituivano.
E nel corso di uno degli interrogatori, sono stati in tutto 18, ha anche detto che non sarebbe stato sorpreso se in quel luogo fosse stato trovato qualcosa che poteva condurre a lui. Aveva anche detto all'inizio di non conoscere Serena Mollicone. Poi ha invece ammesso di conoscerla, dicendo che a volte le aveva dato un passaggio verso la scuola, quando lei, come altre ragazze e ragazzi, aveva fatto l'autostop. Questi sono stralci originali dell'ultimo interrogatorio prima che Carmine Belli venga arrestato. Accompagnavi Serena a scuola? Qualche volta che facevo l'autostop, sì. Ma è vero che accompagnavi Serena a scuola? Sì. Quindi conoscevi bene Serena Mollicone? Sì, la conoscevo. Ciao, dove vai? A scuola, la accompagnavo e basta. Sai se suonava qualche strumento? Sì, io la vedevo alla banda di arcia suonare il clarinetto. Tu hai raccontato di aver visto Serena Mollicone venerdì 1 giugno. Poi dopo fai un passo indietro e dici no, perché? L'ho vista giovedì 31. Sì. Però giovedì 31 Serena Mollicone è a scuola. Si trova a scuola e esce alle 2 da scuola. Quindi tu descrivi esattamente gli abiti di Serena Mollicone che la ragazza indossa venerdì 1 giugno. Inoltre tu indichi il luogo dove lei è stata aggredita. Questo è il tuo racconto. Sei tu che porti tutti al bar Chioppedelli. Chi era quel ragazzo biondo che strattonava Serena davanti al bar Chioppedelli? A questa domanda Belli risponde con un gesto, come dire non lo so. Poi l'interrogatorio prosegue. Tu conoscevi il luogo dove è stata trovata Serena Mollicone? Sì. Perché? Scusami. Questo è il punto esatto. Poi si arriva con la macchina. Era questo? Credo di sì. Questo è l'unico posto che ci puoi arrivare con la macchina, perché poi di qua ci stanno le spine, i frattoni. Carmine, ma come fai a dirlo che questa è solo una foto che si vede Serena Mollicone? È una foto dove si vede Serena Mollicone, come fai a dire che questo è il punto? Guarda questa foto. Allora no. Allora un'altra foto. Il tagliandino, del dottor perché lo troviamo a casa tua? Non lo so. Non lo so perché, non lo so. Quel bigliettino là dentro io non lo so perché si è trovato dentro quello scatolone. Oppure avrò accompagnato Serena, gli avrà caduta dalla tasca. Io quello che ho visto, vi ho detto, però ci stanno queste cose che non sono capace neanche io a spiegarti se c'è qualcuno che mi vuole incastrare, se qualcuno ha buttato quel bigliettino là dentro. L'hai mai violentata, Serena? No. Non hai mai parlato di sesso? No. Non è vero che una volta hai visto una sua spalla? Il biglietto a cui si riferisce Carmine Belli nel suo interrogatorio è un promemoria per un appuntamento nello studio dentistico frequentato da Serena Mollicone e da suo padre Guglielmo. Non c'è il nome della persona che aveva quell'appuntamento. Si riconoscono solo i numeri 11, 18 e 30. Quel tagliando è stato trovato insieme a molti altri biglietti in uno scatolone nell'appartamento dei genitori di Belli, sopra la carrozzeria. Lì Belli buttava tutta la roba che trovava nelle macchine dei clienti. Disse il carrozziere al processo. In quello scatolone ci stanno dei documenti, cartaccia. C'era tutto buttato là dentro, tutta robaccia che trovavo dentro le macchine dei clienti. Tengo tutta la roba lì dentro per il semplice motivo che se qualcuno ci aveva una ricevuta, qualcosa, e mi veniva a chiedere qualcosa io dicevo guardala dentro in quel cartone. Da premettere che quel cartone ce l'avevo nell'officina, parcheggiato da 10 anni. Chiese il pubblico ministero al processo, come spiega che in quello scatolone ci fosse quel tagliandino riferito a un dentista, da cui lei non si è mai recato? Belli rispose così. Certamente ce l'avrà messo una persona, perché mi sembra che sia stato trovato dopo 1 anno e mezzo questo talloncino nella mia carrozzeria. Da premettere che se io sapevo che questo talloncino era di Serena Mollicone, per quale motivo lo avrei dovuto depositare? Lo avrei distrutto o me lo tenevo per ricordo? Quel foglietto è sicuramente dello studio dentistico frequentato da Serena Mollicone. Il segretario dello studio lo ha riconosciuto, l'ha compilato lui. Dice che non teneva un registro degli appuntamenti perché si ricordava perfettamente tutto. E aggiunge che quel tipo di tagliando era utilizzato nello studio nel 2000 e che i numeri 11, 18 e 30 si riferiscono a un appuntamento per il mese di novembre alle 18:30. Il segretario dice però altro.
e cioè che si ricorda perfettamente di aver consegnato un tagliando a Guglielmo Mollicone il 21 novembre del 2000 e che l'uomo l'aveva poi passata alla figlia che era accanto a lui. Lei l'aveva messo nella borsetta. Guglielmo Mollicone dice però che gli appuntamenti dal dentista per un impianto protesico avevano scadenza quindicinale. Se è così, il tagliando avrebbe dovuto riportare il numero 12 dicembre e non 11 novembre. Quel tagliando, quindi, secondo questo ragionamento, che sarà quello della difesa a processo, non sarebbe di Guglielmo Mollicone. Nel settembre del 2002 il nome di Carmine Belli è iscritto nel registro delle notizie di reato, il cosiddetto registro degli indagati. Viene intercettato. Secondo gli investigatori dell'UACV ha atteggiamenti sospetti quando è in compagnia delle due ragazze che frequenta e del suo collega Pierpaolo Tomaselli, come se, consapevole di essere intercettato, avesse paura che i suoi interlocutori possano dire qualcosa di compromettente. Nell'ultimo interrogatorio il sovrintendente di polizia Giuseppe Pizzo, dopo aver fatto una serie di domande, dice a Belli: «Carmine, la risposta è una. L'hai presa su. Serena saliva in macchina solo con chi conosceva e ti conosceva. A questo punto tu hai tentato un approccio. Lei ti ha detto di no, ti ha detto di farla scendere. Che è successo, Carmine?» Carmine Belli viene arrestato il 6 febbraio 2003. 20 mesi di indagini e oggi a sorpresa il fermo del presunto assassino di Serena Mollicone. Un carrozziere, si chiama Carmine Belli, è un uomo di 35 anni. Questo è il suo ricordo. Tu sei passato con la macchina, volevi un rapporto sessuale, non c'è stata, le hai dato un cazzotto, le hai fatto sbattere la tempia vicino alla cintura di sicurezza, poi hai visto uscire sangue, hai aperto la porta e l'hai buttata per terra e te ne sei andato. Questa era l'accusa. C'era talmente gente che sembrava una festa di paese. I giornalisti, ecco, hanno preso il mostro di Arci, tutti quanti a gridarmi. Poi all'1:30 di notte mi portarono a Castino, al carcere. Per 2 volte il Tribunale del Riesame e per 2 volte la Corte di Cassazione si esprimono contro la scarcerazione di Carmine Belli. Il Tribunale del Riesame, che spesso viene chiamato Tribunale della Libertà, è una sezione del Tribunale a cui si possono rivolgere le persone che hanno subito un provvedimento restrittivo della libertà personale. La richiesta può essere fatta entro 10 giorni dalla notifica dell'ordinanza ed entro 10 giorni il Tribunale è tenuto a rispondere, annullando, riformando o confermando l'ordinanza. La Procura di Cassino è convinta di avere contro Carmine Belli un impianto accusatorio valido. Belli ha fatto estrema confusione durante l'interrogatorio. Conosce il luogo dove è stato ritrovato il corpo di Serena Mollicone. Ha detto di averla vista la mattina del 1 giugno, il giorno della sua scomparsa, anche se poi a processo dirà di essersi confuso, che si trattava del giorno prima, del 31 maggio. Secondo la procura, poi, Carmine Belli è un uomo sessualmente irrequieto, dedito, così verrà detto a processo, a rapporti mercenari. Una delle ragazze che si prostituiscono e che Belli frequenta maggiormente ha detto che si incontravano quasi sempre la mattina, tra le 10:30 e le 11:30. Anche il suo collega Pierpaolo Tomaselli ha detto che Carmine spesso si allontanava dall'officina la mattina. E anche questo diventa un elemento che sarà poi citato dall'accusa. Verrà detto a processo: l'orario compreso tra le 9:30 e le 12:30 è quello in cui per certo Belli andava alla ricerca spasmodica di sesso mercenario. Questo sarà collegato al movente ipotizzato. In preda a quello che il pubblico ministero definirà raptus sessuale, Belli avrebbe aggredito Serena Mollicone e l'avrebbe uccisa. La ricostruzione della Procura di Cassino è questa. Carmine Belli avrebbe dato un passaggio a Serena Mollicone, l'avrebbe condotta in un punto non individuato, avrebbe tentato un approccio. Rifiutato, avrebbe tramortito la ragazza, l'avrebbe portata in un luogo non individuato, l'avrebbe imbavagliata, lasciata agonizzante per ore e poi portata, dopo che era morta, nel luogo dove è stata trovata. Le modalità della morte, di quello che con un termine asettico e freddo verrà definito confezionamento, non sembrano però quelle di un delitto dovuto a un raptus sessuale, come spesso è stato ripetuto. Il termine raptus è una formula prevalentemente giornalistica.
Il raptus non esiste nella letteratura psichiatrica. Il processo contro Carmine Belli inizia davanti alla Corte d'Assise di Cassino il 14 gennaio 2004. È un processo indiziario. L'avvocato penalista Luigi Dell'Aquila spiega di cosa si tratta esattamente. Il processo indiziario è quel processo che non viene costruito sulla base di una prova diretta, come ad esempio un testimone oculare, ma la responsabilità dell'imputato viene sostenuta sulla base di una serie di indizi, cioè di fatti noti che, seppur non direttamente collegati al fatto di reato, permettono di attribuire poi la responsabilità dell'imputato, di collegarlo al reato sulla base di un ragionamento logico basato su massime di esperienza, cioè quello che viene chiamato in gergo tecnico il ragionamento inferenziale. Cioè, attraverso fatti noti si attiva una catena logica che viene utilizzata a supporto di un giudizio di colpevolezza. Se quindi la domanda che ci si pone è se effettivamente si può procedere con un processo indiziario, la risposta è positiva, sì, ma purché questa sia comunque all'interno dei binari valutativi dell'articolo 192, comma secondo del Codice di procedura penale, derubricato la valutazione della prova. Lo stesso disposto normativo dice che la responsabilità dell'imputato, la prova, non può essere fornita sulla base di indizi, salvo che, però, qui è l'importante, gli indizi non siano gravi, precisi e concordanti, cioè non siano ambigui e siano idonei in una valutazione in concerto di tutti gli indizi che si hanno a disposizione e di una lettura convergente in una medesima ed unica conclusione. E qui l'importante. È chiaro che mettere su un processo indiziario bisogna essere molto cauti, perché poi soprattutto il giudicante, laddove decida di procedere con una sentenza di condanna e quindi valutare la colpevolezza dell'imputato sulla base di indizi, dovrà nella motivazione andare a descrivere minuziosamente, puntualmente, tutto quell'iter logico che ha portato a quella catena logica inferenziale che ha sostenuto la colpevolezza. Ed è famosa una sentenza, proprio per citare un caso celebre, quella di Amanda Knox e Raffaele Sollecito nell'omicidio di Meredith Kerchel, in cui la Cassazione, la quinta sezione penale, definitivamente chiude quella concatenazione di giudizi che venivano annullati e cassati continuamente, andando ad affermare un principio cardine in quel procedimento, dicendo: gli indizi portati dall'accusa sono insufficienti per sostenere e provare la responsabilità degli imputati, perché di fatto non c'erano prove, c'erano indizi. Nel processo contro Carmine Belli la difesa riesce con abilità a confutare gli indizi presentati dall'accusa. È vero che Carmine Belli frequentava il luogo dove è stato trovato il corpo di Serena Mollicone, ma nell'auto di Belli non è stata trovata la minima traccia della presenza della ragazza. Né sul corpo della vittima sono state trovate tracce di Carmine Belli. È stato trovato in uno scatolone di Belli il tagliando dello studio dentistico, ma su quel tagliando non c'è nessun nome e soprattutto non c'è nessuna impronta, così come non c'era nessuna impronta, stranamente, sul cellulare di Serena Mollicone. Quel tagliando poi indicava l'appuntamento fissato nel mese di novembre, mentre lo stesso Guglielmo Mollicone ha testimoniato che gli appuntamenti da quel dentista avevano cadenza quindicinale. E l'ultimo appuntamento era stato il 21 novembre. L'appuntamento successivo sarebbe quindi stato fissato per dicembre e non per il mese precedente. Nel sottoscala dell'abitazione dove Carmine Belli ha vissuto fino al 2000 sono stati trovati in un sacco nero spezzoni di nastro adesivo che un consulente tecnico dell'accusa al processo definisce altamente compatibile con quello con cui era stata legata Serena Mollicone. L'accusa sostiene che, dato che l'appartamento successivamente al 2000 non è stato occupato da nessuno,
quei residui di nastro appartengono proprio a Belli. In quell'appartamento Belli era rientrato dopo il 2000 per recuperare alcuni oggetti, ma lo aveva fatto in compagnia dei proprietari, a cui aveva restituito le chiavi. Quel vano sottoscala poi è facilmente accessibile scavalcando la scala. Insomma, lì può esserci andato chiunque. E poi c'è l'avvistamento. Carmine Belli ha sempre detto di aver visto Serena Mollicone strattonata da un ragazzo biondo, con le mesh, la mattina dell'1 giugno nei pressi del bar Coppetelle. Ha descritto come era vestita la ragazza. Al processo confermerà però di essersi sbagliato. Non era il 1 giugno, ma il 31 maggio. La mattina del 31 Serena Mollicone era a scuola. Non può quindi essere lei la ragazza vista da Belli. Già, ma allora come ha fatto Carmine Belli a descrivere come era vestita la ragazza il 1 giugno? Nelle motivazioni della sentenza d'assoluzione la Corte scriverà che gli elementi relativi all'abbigliamento erano già noti dalla mattina del 2 giugno a una pluralità di persone. In più anche Pierpaolo Tomaselli, l'amico e collega che era insieme a Belli, in tribunale disse che l'avvistamento non era avvenuto il 1 giugno ma il 31 maggio. Che sia vero o che sia una strategia difensiva, la persona imputata ha diritto di mentire, comunque funziona. Al termine del dibattimento il pubblico ministero chiede per Belli una pena di 24 anni di reclusione. Ecco cosa ricordò lo stesso Belli parlando nel documentario di Discovery Channel. La pubblica accusa il giorno prima aveva chiesto 24 anni di carcere. Mi ricordo l'avvocato mi disse: Belli, ti hanno scarcerato. Io risposi all'avvocato: questo mi ha chiesto 24 anni di carcere e tu mi dici che hanno scarcerato. Hai sì, perché hai un reato del genere, danno l'ergastolo, tanto di 24 anni, perché non sono sicuro anche loro. La Corte di Assise di Cassino, visti gli articoli 530 capoverso, 532 codice di procedura penale, assolve il caso di giudizio. Carmine, sei innocente. Credi ancora nella giustizia? Sì! Il 7 luglio 2004 Carmine Belli viene assolto. Per i giudici gli elementi raccolti a suo carico non sono univoci e concordanti e vanno letti in termini di probabilità, verosimiglianza. Non erano saldamente resistenti alle obiezioni e quindi non sufficienti. Secondo la Corte, come verrà scritto nelle motivazioni della sentenza, le numerose contraddizioni nei racconti di Belli erano da riferire a una sua volontà di porsi al centro dell'attenzione, una sorta di smania di protagonismo, piuttosto che a un omicida che cercava di coprire la propria responsabilità. I giudici sostennero che Belli coltivava una specie di orgoglio narcisistico che lo portava a vivere egocentricamente le situazioni. Inoltre il movente ipotizzato dall'accusa, cioè il raptus sessuale, secondo i giudici, non corrispondeva alle modalità dell'omicidio. Dopo 17 mesi Belli lascia il carcere. La soluzione verrà confermata in appello e poi il 6 ottobre 2006 dalla Corte di Cassazione. 2 anni dopo inizia però un'altra storia, lunga e complessa. Avete ascoltato la prima parte di Indagini sull'omicidio di Serena Mollicone. Trovate la seconda parte e tutte le altre storie sull'app del Post e su tutte le principali piattaforme di podcast. Indagini è un podcast del Post, scritto e raccontato da Stefano Nazzi.